Dare un segnale garbato, ma al tempo stesso forte, alle istituzioni regionali e agli enti territoriali. A proporlo sono il presidente del CONI Sardegna, Bruno Perra, ed il presidente della Federnuoto Sardegna, Danilo Russu, che intendono redigere un documento firmato da gestori privati e pubblici delle piscine, FIN, CONI e tutte le altre federazioni che per la loro attività hanno necessità dell'utilizzo delle vasche. Il tentativo è di recuperare qualche risorsa, sensibilizzando in maniera civile non solo il Consiglio regionale, ma anche gli assessorati, gli enti territoriali intermedi e le amministrazioni comunali che ospitano impianti natatori, anche perché il disagio giovanile trova una valida valvola di sfogo attraverso lo sport. La crisi del nuoto interessa una trentina di impianti comunali sardi e diversi appartenenti a privati. Molti di loro sono affiliati alla FIN e svolgono attività istituzionale e soprattutto danno lavoro a tanti istruttori. Negli ultimi 2 anni le piscine isolane hanno aperto in tutto circa 12 mesi, registrando perdite rilevanti. Nel 2021 il crollo delle entrate ha raggiunto anche percentuali del 50%, dovute sia al drastico calo degli iscritti sia all'aumento dei costi energetici. Siamo ad un bivio, ha detto Danilo Russu, o teniamo le piscine aperte oppure con quel poco che attualmente riusciamo a mettere da parte per andare avanti di qualche mese lo spostiamo sulla pallanuoto. Il momento è critico e quando le società sportive sono pervase dal dubbio se lasciare la struttura aperta o cercare viceversa di fare attività sportiva, ovviamente scelgono questa seconda soluzione. Il coordinamento nazionale Salviamo le piscine, in cui si riconoscono anche i gestori isolani, ha fissato alcuni punti sui quali deve passare la rinascita del comparto, tra i quali il totale restyling degli impianti isolani e un intervento del 110% anche nel settore piscina.